Siamo a Ca' Corner a Venezia. La Regione Veneto festeggia oggi il 40° anno di insediamento come Regione, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'Unione d'Italia. La Regione ha voluto la trattoria Ballotta, e questo per noi è un grande orgoglio, per preparare un buffet per i suoi ospiti, saranno circa 200, tutto fatto di prodotti a chilometro zero. Sono prodotti tipici locali, soprattutto padovani, ma veneti comunque. Siamo sul Canal Grande, in uno splendido scenario, e ci siamo espressi al massimo. Abbiamo portato tutte le cose proprio tipiche nostre, dallo stecconiglio alla porchettina da latte. Abbiamo portato le paste fredde, abbiamo portato i pasticci fatti con le verdure, con i porcini. Abbiamo trovato i primi porcini questi giorni. Prepareremo il risotto di serprino e tartufo scorzone, le mousse fatte con i formaggi nostri locali. Abbiamo le forme di formaggio di tutti i tipi, ne abbiamo di 8 tipi del Veneto, il prosciutto di Montagnana. Abbiamo preparato la tipica pasta e fagioli a mo' di cioccolata, come diciamo a Padova, quindi abbastanza fissa nel piatto. Siamo con 30 tipi di dolci che prepariamo davanti ai clienti, quindi le crostatine, le meringhe, le mousse, le sfogliatine, dei gelati. Siamo anche accompagnati da una bellissima varietà di vini tipici locali, a partire dal Bellini, che i signori Cannella hanno offerto come aperitivo, a seguire il Colve Torazzo come prosecco. Abbiamo Vignalta con la nostra etichetta, il Pino Bianco e il rosso del Veneto. Abbiamo il Tai che ci ha offerto il suo bianco e il suo rosso. Finiremo col caffè e qualche goccino di liquore di Luxardo e di Bonollo, quindi chilometro zero al massimo. Sono qui con tutto lo staff di Ballotta, abbiamo tenuto chiuso Ballotta per fare questo evento, e fra pochi minuti uscirà il Presidente del Consiglio regionale e serviremo questo, spero, ottimo pranzo. È alternato, signore. Soltanto per assaggiare. Io lui anche per ma dopo lo mangio. Tu hai fatto a che stadio che è? Non è